Siamo con Silvana in un cantiere di costruzioni. Come sei arrivata a fare questo mestiere? Beh, sono arrivata un po' per caso, perché dove lavoravo prima hanno, fra virgolette, chiuso. Sono venuti a cercarmi a casa e ho cominciato nell'edilizia, non sapendo comunque neanche tenere una cazzuola in mano, questo lo devo dire. Però la passione e la voglia di imparare mi hanno portato fino a qua. Non ti ha spaventato questa richiesta di un mestiere che è considerato di solito maschile? No, perché ho sempre fatto lavori maschili, dal saldatore all'acciaista, al levatore di polli, quindi non mi ha mai spaventato il lavoro di fatica. E in cantiere qui che cosa fai esattamente? Beh, diciamo che qua sulla ciclovia facciamo un po' di tutto, da mettere giù tubi drenanti, pozzetti, stoccatura di pozzetti, metterli in quota, varie cose che si può fare su una ciclovia. In passato però ti sei dedicata anche alla costruzione di edifici? Sì, ero con un'altra ditta e lì era un po' più, fra virgolette, diverso, perché facevo gabbie, facevo armature, facevo getti, facevo rasature di muri, un po' di tutto, ecco. Mi leggevo i disegni che qua per fortuna non me li fanno leggere. E tu invece usi tanto la pala? Sì, qua tanta pala, poca cazzuola, vabbè, è un lavoro un po' più di fatica, però dà molte soddisfazioni. Che cos'è che ti piace proprio di questo lavoro? Un po' l'ambiente, l'essere fuori comunque con la natura, essere con i miei colleghi che sono simpaticissimi e il continuare a imparare le cose, perché sono sempre cose nuove che uno impara, non si è mai finito di imparare nella vita. Ti sei mai sentita un po' discriminata perché le donne non sono tante in questo lavoro? No, anche perché i miei colleghi mi trattano a una pari di loro. Non fanno differenza. Se io devo alzare un sacco di cemento non è che dicono boh, aspetta che te lo alzo io, no, mi devo arrangiare. E lo faccio molto volentieri perché comunque mi tengo in forma, è come se andassi in palestra. Se dovessi invitare le donne a fare questo mestiere, che cosa diresti? Che è un lavoro fantastico. È un lavoro fantastico dove ti dà tanta soddisfazione. È un lavoro pesante, sì, però non tutti i lavori sono leggeri. Dicono che con la transizione ecologica aumenteranno le possibilità per le donne in questo mestiere. Secondo te sarà così? No, col mondo di oggi no. Con i ragazzi di oggi non credo. Non troviamo ragazzi giovani per fare questo mestiere. Penso che le donne no. Magari, perché quando io ho iniziato ad andare a caccia ero forse l'unica donna in Friuli. Adesso siamo tantissime. Io spero che sia così, anche perché le invito a fare questo mestiere, che dà molte soddisfazioni. Che poi vedo che non si rinuncia alla femminilità. No. Che sei bellissima. Grazie per il complimento. No, non si rinuncia alla femminilità, anzi ti dà un modo di più, perché comunque ti senti un po' trasantata quando arrivi a casa, perché sei magari tutta infangata, tutta sporca, e quindi ti dà un input in più per essere comunque anche femminile. Quindi è una scelta che rifaresti? Sì, senz'altro, ad occhi chiusi.